Licenza revocata per 45 giorni per un locale di Montagnana nella Bassa Padovana, dove polizia e carabinieri sono intervenuti spesso nell'ultimo periodo per risse violente segnalate anche dai residenti. Lo scorso 30 novembre i residenti avevano notato vistose tracce di sangue nel marciapiede davanti al bar e dopo alcuni accertamenti era stata individuata la vittima di una violenta aggressione scaturita da una lite tra nordafricani. Durante un controllo lo scorso 7 dicembre, i poliziotti hanno trovato una dipendente minorenne che stava somministrando bevande alcoliche ad un cliente. La titolare del locale è stata denunciata. Le risse nel bar erano quasi all'ordine del giorno. Il 13 dicembre le forze dell'ordine sono intervenute per sedare un litigio tra alcuni avventori ubriachi, alcuni dei quali minori. Uno era stato ferito al polso con un coccio di bottiglia. Il bar era frequentato da pregiudicati e balordi con precedenti per furti e spaccio e per questo il questore di Padova, Marco Dorisio, ha disposto la chiusura per 45 giorni.